Antonio Intellisano. Allora, buonasera a tutti. Per favore, brevi interventi, per favore. Allora, io non sono un politico, non rappresento nessun movimento politico, ma assieme ad altri cittadini siciliani abbiamo fondato un comitato che si chiama Comitato Attuazione Statuto Siciliano e come esplica la stessa denominazione abbiamo un solo obiettivo, l'attuazione dello Statuto speciale della nostra regione, perché penso che sia uno scandalo in uno Stato di diritto come quello nostro che dopo 65 anni questo Statuto non sia stato completamente attuato. È il nostro obiettivo come CAS. Sicuramente è un obiettivo che non è a breve termine, è a medio-lungo termine, perché un altro obiettivo, ed è un obiettivo specifico, si affaccia all'orizzonte ed è quello del federalismo fiscale. Il federalismo fiscale che non è quello propinato dal governo nazionale, non è quello della Lega che è tutt'altro che solidale, ma è il federalismo fiscale siciliano, il federalismo fiscale previsto dall'articolo 36 e 37 dello Statuto, che se applicato, mancano solamente decreti attuativi, darebbe lavoro e sviluppo alla nostra terra, renderebbe le nostre imprese competitive, finalmente competitive non soltanto sul territorio nazionale, ma anche in sede internazionale. E allora io penso che difendere lo Statuto debba diventare l'obiettivo di tutti i partiti politici che operano in Sicilia, perché la difesa dello Statuto non è una questione ideologica, non è una questione di destra o di sinistra, è una questione di rispetto della stessa Carta Costituzionale, perché lo Statuto ne fa parte integrante. E se l'abbiamo conquistato come lotta di popolo e come lotta anche avendo anche dei morti come a Randazzo 66 anni fa, lo dobbiamo sicuramente porlo all'attenzione politica, deve essere nell'agenda politica al numero 1, però per fare questo sicuramente ci vuole un partito forte, un partito che sia realmente territoriale, un partito del cuore, un partito del popolo siciliano, un partito che naturalmente deve essere trasversale, deve andare oltre le ideologie, un partito che innanzitutto a partire dal Parlamento siciliano deve capire, deve fare fronte unico ed esprimere un governo che dopo l'esperienza a mio avviso anche positiva del governo tecnico esprima per la prima volta un governo di unità autonomista, un governo che rappresenti tutte le forze politiche che credono nell'autonomia, che credono nell'attuazione dell'autonomia, perché l'attuazione dell'autonomia significa autonomia anche dal punto di vista economico, indipendenza anche dal punto di vista economico, e questa è l'unica strada da seguire. Sicuramente un partito di donne come quelle che ho sentito stamattina, addirittura delle allieve di 18, di 15 anni che parlavano veramente col cuore e parlavano con cognizione di causa, ma anche un partito di giovani, e non soltanto dal punto di vista dell'età, ma giovani di idee che credono, che siano di fede, che credano a questo progetto autonomista, perché se no la Sicilia non sarà mai dei siciliani, come è scritto alle nostre spalle. Perché la Sicilia possa diventare il partito dei siciliani deve costituire un partito veramente siciliano, un partito che dopo l'esperienza anche positiva dell'MPA, che dopo, a distanza di quasi 30 anni dall'esperienza Milazzo, finalmente è nato un partito che ha parlato finalmente di autonomia dopo quasi 30 anni di silenzio, deve passare alla seconda fase. Dopo l'autonomia dichiarata bisogna passare all'autonomia attuata, perché questi 43 articoli dello Statuto devono finalmente trovare attuazione, e per fare questo è necessaria un'opera di sensibilizzazione e di presa di coscienza del popolo siciliano e dei partiti politici che siedono al Sala d'Ercole, che siedono nel più antico Parlamento del mondo. Viva la Sicilia, viva il popolo siciliano! Grazie, grazie.